applauso sulla fiducia. Non vorrei deludervi. Ringrazio Monsignore delle parole e vi dico un po' quello che è il mio sentimento di questo momento. Il Signore mi ha chiamato ad uscire fuori da quello che potevano essere i miei pensieri con la nomina patriarca. Io ho chiesto al Signore, quando anch'io sentivo tanti nomi, io la mia nomina l'ho presa dai giornali, l'ho detto anche al Nunzio e al Cardinale Ouellet. Io ho appreso di essere patriarca di Venezia dai giornali. Quando sentivo tra gli altri nomi forse più qualificati del mio, io ho detto al Signore: Signore, che a Venezia vada la persona che tu hai scelto, non quello che tu permetti. Perché noi sappiamo che Dio fa le cose ma le permette anche, c'è la libertà degli uomini. Se io dovessi andare a Venezia, che sia il vescovo di tutti i veneziani. Poi c'è stato anche il fatto recente che riguarda me e la mia famiglia, ma il vescovo è di tutti, deve essere di tutti, e quindi direi che la notizia di sradicarmi dalla realtà a cui io appartenevo, ed ero contento di essere nella situazione in cui mi trovavo. Lascio Spezia con la gioia di venire a Venezia, perché se no avreste un patriarca con la faccia lunga, moce, non è vero, no? Però a Spezia stavo bene. Quando ho detto che ho passato anni sereni della mia vita, non dico i più sereni, perché la mia vita è ancora in fieri, deve ancora in parte almeno svolgersi, però ho avuto degli anni sereni, degli anni belli, degli anni anche impegnativi, ma degli anni sereni, grazie al Signore. E allora venire a Venezia vuol dire un sì, e dirlo con serenità, con fiducia, con un po' di trepidazione, perché la città è bellissima, è unica, ma per chi non è veneziano è necessario entrare in realtà non semplici, non scontate. Ho visto anche in queste poche ore di mia permanenza a Venezia la diversità rispetto al modo in cui io vivevo fino a ieri. Ecco, quindi il mio atteggiamento è quello di venire contento di venire, desideroso, secondo le mie capacità, che poi vedrete sono limitate, di servire prima di tutto Gesù. Credo che però servire Gesù per un vescovo voglia dire servire la sua gente. Ecco, io non avrei altre cose da dire in questo inizio, darei la parola liberamente a qualche intervento, non per mettere a fuoco i problemi, le difficoltà, ma semplicemente per conoscerci. Io ho cercato di dirvi il mio stato d'animo per entrare in contatto anche umanamente, perché la grazia suppone la natura e l'incontrarsi umanamente vuol dire aprire anche un flusso soprannaturale. Ritengo anche che questo momento in cui ci vede reciprocamente disarmati
voi per un verso, io per un altro verso, sia anche il momento della grazia, il momento in cui il Signore può fare più breccia nei nostri cuori reciprocamente. E quindi penso che questo periodo, questo tempo, queste giornate iniziali in cui dobbiamo accettarci reciprocamente, pensando di essere in modo convinto l'uno dono per gli altri, e quindi nella distinzione dei ruoli però ascoltarci. Ecco, penso che siano dei momenti favorevoli, un tempo favorevole. È iniziato ieri il tempo della Quaresima, che è un tempo favorevole. E direi che il tempo favorevole per eccellenza, perché è il tempo della conversione. Noi, uomini e donne di Chiesa, facciamo il bene della Chiesa, facciamo il bene di chi ci sta di fronte, soprattutto quando siamo convinti di doverci convertire, in modo molto concreto, in modo molto reale, in modo molto obiettivo, ma soprattutto direi il tempo della Quaresima ci dice che la conversione è un cammino comune, dobbiamo anche aiutarci reciprocamente a guardare il Signore, ecco, perché poi il senso della Quaresima, tutto quello che appartiene, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo di ieri, no? Recuperare questo rapporto col Padre, capendo che ci sono dei mezzi che non devono diventare fini e che l'incontro con Dio mi permette, e lo verifico nel momento in cui io cresco nel rapporto con gli altri, cresco cristianamente nel rapporto con gli altri. L'altro è immagine di Dio. Approfondire il mio rapporto con Dio vuol dire accogliere gli altri. Ecco, poi c'è un'accoglienza che è capace di un dialogo onesto. Un dialogo onesto è sempre mettersi in gioco e anche attraverso la parola, attraverso le parole, attraverso il colloquio, arrivare a mettere di più Gesù al centro delle nostre vite. Io adesso darei, come ho detto prima, la parola a qualche intervento. Ripeto, non è il momento di dire se abbiamo dei problemi, perché i problemi li abbiamo tutti, non è il momento di risolverli, è il momento forse di dichiararsi reciprocamente e di incominciare ad avere questo colloquio, questo discorso. Poi ci sarà anche il momento in cui lavoreremo insieme, guardando negli occhi le difficoltà e cercando, con la grazia del Signore, con l'aiuto del Signore, di poterle almeno in parte affrontare, non dico risolvere, ma almeno in parte affrontare. Quindi adesso io esorterei proprio liberamente a qualche intervento con questo spirito. La grazia suppone la natura, il Verbo si è fatto carne, noi abbiamo un sacramento che è anche la nostra umanità. Io sono convinto che se percorriamo la nostra dimensione umana fino in fondo, scopriamo che un'umanità non aperta al trascendente o a Cristo non è un'umanità piena. E rubo ancora qualche minuto a chi voleva parlare adesso.
Voi sapete che io ho sepolto papà 2 giorni fa. Io ho fatto un'esperienza di cui ringrazio il Signore. Gli ultimi 2 anni e mezzo papà ha faticato molto, perché nel maggio del 2009 mio fratello mi telefona e mi dice: guarda, io porto i vestiti perché mi hanno telefonato dall'ospedale, papà ne ha per poco. Io ho detto: guarda, di commessa per gli agonizzanti, parto e vengo a Genova. Poi le cose sono andate diversamente, perché hanno incominciato a idratarlo e si è ripreso, ha avuto una vita, direi, abbastanza normale. Io lo chiamavo un vaso di cristallo perché era fragilissimo, però quell'equilibrio che riusciva abbastanza a gestire. Ecco, in questi 2 anni e mezzo, ne parlavo con i miei fratelli, con le mie sorelle, il Signore ci ha fatto toccare con mano qualcosa che ci ha arricchito nel rapporto con nostro Padre, perché ogni giorno ci era consegnato in una fragilità per cui io ho potuto in questi 2 anni accarezzare mio padre, dirgli le cose che non gli avrei potuto dire, non avrei avuto il coraggio di dirgli quando era in forma fisica. Ecco, e mi è venuta in mente una frase di Gustavo Gutiérrez che dice la vita lunga è un dono particolare di Dio. Non vuol dire che la vita breve sia una maledizione, vuol dire che la vita lunga, cioè il poter percorrere tutte le tappe umane, anche quelle della discesa, della fragilità, è un arricchimento. Ecco, e al fondo dell'umanità, se noi non abbiamo un concetto di umanità che vede Dio come ciò che ci toglie qualcosa, noi capiamo allora che percorrere tutti i sentieri dell'umanità vuol dire incontrare non alla fine, ma all'interno, al centro delle situazioni, il Signore. Ecco, allora io credo, per rispondere a chi diceva, che l'umanità intesa in questo senso sia qualcosa di fondamentale. Io non mi sono preparato volutamente, io ho fatto per 30 anni l'insegnante di teologia. La cosa che mi ha colpito molte volte, dopo tanti anni, ricevere dei biglietti da ex studenti che ricordavano alcune lezioni di teologia. Quindi io sono abituato a prepararmi, poi forse per carattere non mi è difficile, ecco, programmare le cose. Però non mi sono preparato niente venendo qui, tanto che finendo il discorso con Monsignore ho detto: vabbè, adesso vado là, speriamo che non mi faccia parlare, no? Poi è venuto Emanuele e mi dice: possiamo registrare quello che dirà? Dico: oh mamma mia. E ho detto: vabbè Signore, andiamo e vediamo come vengono le cose. Quindi io sono grata al Signore perché ci siamo parlati con franchezza, cercando di capirci reciprocamente, di rispettare ognuno il carisma o i carismi degli altri, in un senso di Chiesa che quindi poi sa trovare la strada comune, e anche, lo dico, dietro al pastore, che dovrà rendere conto a Dio di tutto quello che ha fatto e di tutto quello che non ha avuto il coraggio di fare. Per questo io conto molto sull'anno della fede, perché poi ci ascolteremo reciprocamente. Io la pastorale la intendo anche come concretezza.
quando per 11 anni io ho organizzato convegni riguardanti in genere la cultura. E vedo quanto è importante la cultura, però ritengo che la pastorale poi sia la concretezza, tradurre in atto alcune cose. Allora io vorrei che l'anno della fede per la nostra Chiesa, ripeto, abbiamo tempo di pensarlo insieme, di intravederlo, di crearlo insieme, però sia un anno essenziale in cui noi pensiamo prima di tutto di mettere in questione noi stessi, non tanto per i contenuti della fede, ma per il nostro modo di essere credenti, perché io ritengo che non si può annunciare se non si è testimoni. Questo non è una banalità, ma secondo me è importantissimo, purificando da certa agiografia sbagliata, riproporre la vita dei santi come testimonianza in periodi che, se li andiamo a vedere storicamente, erano molto più difficili dei nostri. Io credo che l'anno della fede sia una sfida, certo ad extra nei confronti degli altri, ma prima di tutto sia una sfida nei nostri confronti. Voi, penso, molte volte mi sentirete dire dobbiamo convertirci, ma io lo dico soprattutto pensando a me, ma pensando anche al fatto che non potremo mai essere credibili agli occhi del mondo se non siamo veramente credenti. E chi si preoccupa di essere troppo credibile dovrebbe invece impegnarsi di più a essere un vero credente, un vero testimone. E allora il nostro anno della fede, secondo me, deve essere molto semplice, deve essere molto essenziale, deve essere molto concreto, e soprattutto da alcune cose che ho sentito, ma poi insomma che ho vissuto anche in questi 4 anni nella diocesi, di quella che è stata la mia cara diocesi fino a pochi giorni fa, noi dobbiamo cercare soprattutto di prenderci a cuore i ragazzi, i giovani, le famiglie. Secondo me qui abbiamo proprio da articolare un cammino. E quindi io spero veramente che anche se adesso la diocesi si deve mettere in moto anche per degli adempimenti giuridici che dobbiamo fare, ecco, però io spero veramente che l'anno della fede possa essere qualcosa di condiviso in alcuni punti fondamentali e semplicissimi. Noi dobbiamo ritornare a una vera evangelicità nelle nostre scelte, nei nostri stili, che non so bene poi l'ufficio cos'è, però immagino, ecco, posso immaginare i nostri stili di vita. Abbiamo il battesimo, condividiamo il battesimo, confermazione. Ecco, queste realtà dobbiamo realmente riscoprirle, direi, cercando di pensare che il Signore è l'unico che noi serviamo e noi dobbiamo renderlo presente nella nostra Chiesa in modo convinto. Ho sentito parlare dell'Eucaristia, l'incontro con i ragazzi e poi anche quell'esplicitazione successiva, è proprio perché per noi cristiani la carità inizia dall'altare. I diaconi sono
i servi dell'altare e della carità e delle mense, perché le mense sono espressione della cena per eccellenza, che ha una sua peculiarità. Ecco, quindi Eucaristia, carità di Cristo e Chiesa, credo che sono un po' i tre spunti che io vorrei trattare con i nostri ragazzi, perché poi noi dobbiamo essere capaci di veicolare umanità piena, una vera umanità. La vera umanità è quella di Gesù Cristo. Non dimentichiamo mai che Madre Teresa voleva che le sue, soprattutto le novizie, prima di andare a tenere la mano ai morenti di Calcutta, facessero un'ora almeno di adorazione eucaristica prima di andare per le strade. Noi dobbiamo riscoprire, secondo me, questa dimensione.